Prova? Ok. Darei inizio a questa giornata che rappresenta, intanto buonasera a tutti, scusate, e mi presento, sono Cinzia Rossignoli, funzionaria archeologa per la città di Padova dal 2022 e accanto a me due archeologi professionisti che stanno coordinando gli scavi rispettivamente di Nuova Pediatria, il dottor Gaspare De Angeli. Alla mia destra invece il capocantiere dello scavo di Exaset di via Campagnola, il dottor Michele De Michelis. Questo evento si colloca appunto nell'ambito delle aperture straordinarie 2022 dei luoghi della cultura, imperniata per quanto riguarda la nostra soprintendenza su Palazzo Folco, che appunto viene reso visitabile, cosa che normalmente non è, e nell'ambito di queste visite abbiamo organizzato delle conferenze, un ciclo di conferenze, di cui questa appunto è quella di chiusura del 2022. Allora, presenteremo oggi in maniera un po' irrituale i primi risultati di due scavi tuttora in corso, anche se in via di completamento sul campo. Si tratta di due grandi cantieri eseguiti con la direzione tecnico-scientifica di questa soprintendenza. I due scavi, che sono appunto scavi estensivi, quindi di grandi dimensioni, sono stati in entrambi i casi preceduti da indagini preliminari di verifica dell'interesse archeologico ai sensi della normativa vigente, quindi il codice degli appalti, decreto legislativo 50/2016, articolo 25. Normalmente gli scavi archeologici vengono presentati alla fine della fase appunto sul campo, non solo, anche al termine della documentazione post scavo, che comprende appunto la rielaborazione di tutti i dati raccolti e la redazione di un documento finale, appunto una redazione post scavo, che è composta da una parte analitica in cui vengono appunto rielaborati i dati, e una parte sintetica che costituisce poi la conclusione appunto di carattere storico-archeologico e culturale. Allora, il primo caso che volevo presentare di studio è la Nuova Pediatria. Qui nell'ortofoto vedete appunto la localizzazione dei due grandi cantieri urbani, in rosso la Nuova Pediatria e in giallo lo scavo di via Campagnola. Come vedete entrambi gli scavi si collocano esternamente all'ansa e alla controansa fluviale e all'interno comunque della cinta muraria rinascimentale. Questa è una zoomata sul comprensorio ospedaliero, entro cui si colloca l'edificio della ex pneumologia, ora Nuova Pediatria. È un quadrilatero circoscritto tra via San Massimo a nord, via Cornaro a est, via Gattamelata a sud e via Giustiniani a ovest. In verde appunto è campita l'area di scavo, mentre in rosso poi appunto vedremo con la campitura in rosso sono contrassegnati i vari scavi eseguiti negli ultimi 25-30 anni all'interno del comprensorio. Come vedete
Gli scavi si collocano sia all'esterno che all'interno della cortina muraria cinquecentesca e del bastione Cornaro. L'ascia di via Giustiniani, diciamo già in età pre-romana e poi anche romana, costituisce una sorta di cardine, diciamo, a ovest del quale si sviluppava l'abitato sia in età pre-romana che in età romana. A est invece entriamo, diciamo così, nel suburbio orientale, che è caratterizzato sia dalla presenza di sepolture sia dalla presenza, come vedremo poi in dettaglio, di edifici a carattere artigianale. Ho messo queste due slide per mostrare l'ubicazione dei due scavi rispetto al centro urbano protostorico. Come vedete, entrambi sono all'interno di un'area campita in verde che diciamo, erano due aree destinate a coltivazioni e in quanto tali irrigimentate dal punto di vista idraulico, con una serie di canalette, fossati e apprestamenti appunto tali da poter consentire un'agevole coltura appunto dei terreni. Qui vedete l'abitato protostorico appunto che si sviluppa nell'ansa e nella controansa, mentre nella slide di destra sono posizionate le necropoli appunto di età protostorica che avevano uno stretto legame, uno stretto collegamento con i corsi d'acqua. Questa era appunto la necropoli principale che, come vedete, appunto si prospetta in qualche modo su un ramo fluviale, così come quella di Umberto I, Palazzo Emo Capodilista, che si affacciava in qualche modo sul canale di taglio, ora ripercorso da via Acquette e via di Messe. Diversamente, in età romana, le necropoli non si dispongono più diciamo, in stretta relazione con l'acqua, ma piuttosto con la viabilità. Poi analizzeremo in un secondo momento questa slide. Quello che vi faccio notare è che mentre questa parte della necropoli, che è quella lungo la presunta via Agna, che va da Santa Sofia a via Bezzoni, via Ognissanti e poi in uscita dalla città verso Altino Concordia e Aquileia. Quindi questa è la diciamo, caratteristica necropoli incardinata sulla strada. Mentre questa zona, che è quella del comparto ospedaliero, vedete il cercalino rosso dello scavo di Nuova Pediatria, per la sua stessa forma, diciamo così, non è collocabile nell'immediatezza lungo una strada, ma poi appunto vedremo quanto invece sta provando, diciamo, lo scavo di Nuova Pediatria. Torno alla slide di prima per fare un rapido excursus sui precedenti rispetto all'attuale cantiere. Precedenti appunto di vari interventi, sia di scavi estensivi che di sondaggi, messi in atto a partire dalla metà degli anni 90 e fino al 2019. In un primo momento questi sono i due padiglioni della clinica oncoematologica pediatrica, il primo realizzato nel 93-94, il secondo nel 97. Siamo all'esterno appunto della cinta muraria e abbiamo qui anche un ulteriore intervento addirittura a sud di via della Tamerata. Poi vedremo, insomma, si tratta probabilmente del punto più meridionale di questa zona di necropoli rispetto alle altre appunto che si sviluppano invece in questa zona.
Il primo padiglione ha restituito una sequenza stratigrafica abbastanza complessa, con le tracce di un sito arginato del bronzo recente di XIII secolo, al quale segue un lungo periodo di stasi, diciamo, nella frequentazione antropica e finalmente, diciamo, nella tarda età del ferro, III-II secolo a.C., abbiamo tracce appunto di quelle irreggimentazioni idrauliche a scopo agricolo di cui accennavo prima. Abbiamo appunto una fitta rete di canalizzazioni e fossati che ci dicono che questa zona effettivamente era appunto destinata alla coltivazione. A partire però dalla metà del I secolo a.C., quindi dall'età augustea, con la ristrutturazione urbanistica che avviene a Padova si ha una ridefinizione anche funzionale, anche qui appunto degli spazi. Al di sopra delle canalizzazioni agrarie compaiono una serie di strutture pertinenti a un grande edificio aperto, perimetrato su 3 lati, con alcuni vani di servizio attorno, che è stato interpretato appunto come un complesso di carattere produttivo artigianale. Ma nella parte più ad est del padiglione si trovava contemporaneamente all'edificio artigianale un settore di necropoli che ha restituito circa 30 tombe, tutte disorientate rispetto all'edificio artigianale, tanto da far pensare al fatto che essi si incardinassero su una strada che però non è stata in questo caso rinvenuta. Il secondo padiglione presentava una situazione assolutamente analoga, quindi una convivenza e coesistenza di edifici artigianali e aree sepolcrali. Quindi in questo caso appunto avevamo un lungo muro contraffortato che separava l'area artigianale dalla necropoli, dalla quale mi piace ricordare, perché per motivi affettivi, il rinvenimento della famosa bottiglia pseudo di Atreto, una bottiglia di vetro più unica che rara, che ha studiato la dottoressa Bonomi e attribuito appunto ad una produzione egizia o siro-palestinese, quindi un elemento eccezionale che potete ammirare presso i musei civici agli Eremitani. Ha una vetrina con tutto il corredo appunto della tomba. Scusate la digressione, siccome la bottiglia l'ho scoperta io, ci sono molto legata affettivamente. Ecco. Altri interventi più limitati attorno ai 2 padiglioni hanno restituito esattamente lo stesso panorama diciamo di contesto. Quindi con presenza di necropoli, di edifici artigianali, che sarà un po' da chiarire dal punto di vista funzionale, perché sì, è un po' diciamo inusuale, non solo a Padova credo, ma anche in altri centri. Di certo siamo nel suburbio, quindi siamo al di fuori dell'abitato, questo è certo. Con i primi anni 2000 abbiamo invece una serie di interventi di scavo che qui vedete nella zona della clinica ostetrica, ex pneumologia e dintorni, con una situazione che sostanzialmente conferma quanto visto qui nei 2 padiglioni di oncometologia per quanto riguarda questa zona, cioè abbiamo commistione edificio artigianale necropoli. Questo però è l'unico caso in cui non c'è una sincronia, ma c'è una diacronia, ovvero prima viene impiantato l'edificio artigianale che a un certo punto viene dismesso e occupato da tombe, che non a caso infatti sono più recenti, sono databili fino al III secolo d.C. Gli altri sondaggi invece hanno permesso di scoprire un elemento di novità assoluta, e cioè la presenza di una strada orientata est-ovest
quasi esattamente parallela o esattamente parallela direi alla cinta muraria veneziana, che è stata vista in 2 o 3 di questi sondaggi, precisamente qui, tra il sondaggio 7 e il sondaggio 8, qui, e poi in questa zona, che è la zona del polo tecnologico est, quindi abbastanza staccata rispetto al resto, diciamo, degli interventi, probabilmente può essere messo in relazione con la stessa strada che attraversa un po' tutta l'area. La strada aveva come caratteristica una larghezza di circa 4 metri, era dotata di fossati e costituita da una prima fase, una prima preparazione in frammenti laterizi, ceramici, ancoracei e ciottoli, con più rifacimenti del manto stradale, uno dei quali portava anche dei blocchi di trafite, attenzione, non basoli ma blocchi, quindi sempre una bloccaglia abbastanza irregolare. Quindi un asse stradale di tutto rispetto, che appunto aveva probabilmente uno sviluppo abbastanza notevole in lunghezza. Ecco, io a questo punto cederei la parola per la disanima dello scavo di Nuova Pediatria. Vedrete in che condizioni diciamo, siamo partiti. L'area dopo la demolizione si era completamente ricoperta di vegetazione infestante, quindi c'è stata tutta una serie di operazioni fatte all'inizio proprio di preparazione allo scavo vero e proprio. Cedo la parola al dottor De Angeli. Scusate, ma dobbiamo fare un po' di passaggi di computer. Bene, queste sono le condizioni. Queste sono, sì, esatto. E buonasera a tutti innanzitutto. Dunque, l'attività di indagine archeologica ha preso avvio quindi con una ricognizione mirata alla verifica dello stato dei luoghi e del grado di conservazione delle sequenze archeologiche residue. E come abbiamo appena visto, appunto, all'interno dell'area di indagine molti erano manufatti in calcestruzzo ancora presenti, e come si può vedere appunto nelle immagini, e alcuni di questi sono stati poi lasciati fino alla fine dell'indagine. Si tratta ovviamente delle fondazioni del vecchio edificio di pneumologia e sono stati appunto, dicevo, lasciati fino alla fine delle indagini per evitare di danneggiare ulteriormente lo stato, diciamo, del deposito archeologico. Anche negli spazi esterni però del sedime del vecchio edificio di pneumologia, le sequenze archeologiche sono risultate spesso pesantemente intaccate dal passaggio di una fitta rete di sottoservizi, dalla presenza di vasche di varie forme e dimensione e dall'attraversamento di un collegamento pedonale interrato che univa l'edificio di pneumologia con i padiglioni vicini. E come si è detto appunto al momento dell'inizio dello scavo la situazione era un po' questa, quindi c'era anche poi una notevole copertura vegetale a complicare un po' la situazione. E qui vedete appunto i vari sottoservizi, il passaggio interrato, quindi una serie di opere che interferivano. Okay.
L'indagine archeologica è iniziata quindi con il recupero delle sequenze stratigrafiche esposte dalla demolizione del vecchio edificio di pneumologia. Si è proceduto con una pulizia manuale di tutte le superfici a disposizione, sia in piano che lungo le sezioni, e riuscendo in questo modo ad effettuare una prima valutazione dello stato di conservazione dei contesti archeologici rimasti. Nel corso di questa operazione si è proceduto anche all'eliminazione poi di buona parte delle interferenze contemporanee, cioè tutte quelle di medio-piccole dimensioni, per capirsi, come vasche interrate, tombini, cavidotti e quant'altro. Gli spazi vuoti lasciati da questi elementi sono stati poi utilizzati come finestre stratigrafiche utili per la comprensione delle sequenze archeologiche sepolte. In questo fotopiano, in cui è visibile la parte, il settore est, diciamo, dell'area di scavo, è possibile osservare l'entità degli intacchi ottenuti dalla rimozione di alcuni di questi manufatti contemporanei, intacchi che sono stati poi regolarizzati, come detto, con lo scopo di ottenere delle pareti uniformi sulle quali poter leggere e documentare gli elementi della stratificazione. Al netto di queste interferenze risulta insomma abbastanza evidente quello che è il grado di residualità dei contesti con i quali ci si è confrontati nel corso dello scavo e quale sia stata poi la difficoltà anche nel ricostruire la topografia generale e i collegamenti tra i diversi lacerti della stratificazione. Quelle che vedete qui, che vi sto indicando, sono ancora le strutture di fondazione del vecchio edificio di pneumologia. Lungo il perimetro del sedime di questo edificio è stato possibile poi recuperare e documentare delle sezioni stratigrafiche pressoché complete, che sono state poi utilizzate ovviamente come strumento di guida per impostare l'indagine archeologica di dettaglio. Il salto altimetrico tra le successioni stratigrafiche conservate in sezione e le superfici residue presenti nell'area di scavo, quella del vecchio edificio, rende un po' l'idea dell'entità dell'intacco che questi contesti hanno subito nel corso della costruzione del padiglione ospedaliero. Per capire questo, fondamentalmente, queste qui sono le superfici da cui siamo partiti con lo scavo archeologico, superfici che in gran parte corrispondono già al substrato naturale. E quindi vedete che praticamente tutta la sequenza archeologica, quasi tutta, è stata quindi intaccata e distrutta dalla costruzione del padiglione ospedaliero. L'intero areale che è stato sottoposto ad indagine archeologica corrisponde quindi, l'abbiamo detto, non solo al sedime del vecchio edificio di pneumologia, che è evidenziato in blu nell'immagine, ma si estende sulla base del nuovo progetto edilizio anche alle aree contermini. All'interno di questo ampio spazio, che arriva a lambire i padiglioni circostanti, lo scavo archeologico si è sviluppato in diversi settori che sono stati indagati quindi con tempistiche differenti legate alle diverse esigenze del cantiere. La divisione in settori è avvenuta utilizzando come riferimenti alcune strutture di età moderna, insomma di età contemporanea, che attraversavano l'area di indagine. Quindi, come vedete, è stato distinto un settore est da un settore ovest, utilizzando una delle fondazioni dell'edificio di pneumologia, e un settore nord che è separato dai precedenti da un lungo muro est-ovest di età post-rinascimentale, che è questo e che poi prosegue anche nell'area che stiamo indagando attualmente. Ciascuno di questi settori presentava un diverso stato di conservazione delle sequenze archeologiche. Le aree dove si è registrato un livello di conservazione maggiore sono quelle corrispondenti all'estremità orientale del settore est, quindi tutta questa parte qui, e all'estremità occidentale del settore ovest, che è questa. La prima corrisponde ad un'area semicircolare di estensione abbastanza limitata, nella quale si registrano scarsi disturbi contemporanei, così come all'estremità opposta l'area che doveva corrispondere al piazzale d'ingresso del vecchio padiglione, dove si sono anche qui registrati disturbi di modesta entità
legati prevalentemente al passaggio di linee di sottoservizi. Mentre ben diversa è risultata la situazione, come si diceva appunto nella parte centrale. Nella planimetria generale dello scavo, qui vedete una restituzione che è ottenuta dalla sovrapposizione di diversi cotopiani. Si rileva un'ampia area dove appunto in gran parte emergeva già il substrato alluvionale, con pochi lacerti di strutture e sequenze di età romana che si conservavano appunto sempre in maniera abbastanza limitata. All'interno di questo particolare ambito, in prossimità del margine meridionale, questa zona qui dell'area di scavo, affioravano tracce di un orizzonte agrario attivo di età preromana. Nella porzione restante sono presenti invece, quindi un po' sparsi, diciamo, appunto segmenti di strutture di età romana, di fondazioni murarie, prive prevalentemente dei piani di frequentazione relativi, e sulle quali appunto è stato possibile effettuare solo un'indagine di tipo planimetrico. Quindi con questa diapositiva adesso entriamo un po' nel dettaglio di quelli che sono i risultati che stanno emergendo dallo scavo, dicendo che appunto tra le poche evidenze che appartengono alle fasi di generica età preromana va segnalata la presenza di un segmento di un alveo fluviale orientato grosso modo in senso est-ovest, che attraversa, come si può vedere, tutta l'area di scavo. Di tale elemento è stata documentata la sponda meridionale e parte dell'ambito dell'alveo, mentre la sponda settentrionale si posiziona oltre l'area di scavo, in questa direzione. La presenza di questo elemento, che è attribuibile al sistema del Brenta, è già nota nei modelli paleogeomorfologici per l'area di Padova, i quali pongono in quest'area del suburbio della città appunto il passaggio di un canale fluviale attivo tra la fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro, come derivazione da un paleoalveo del Brenta proveniente dai territori a ovest della città e noto come paleoalveo della Storta. Lo sviluppo nel tempo di questa forma fluviale prevede una progressiva migrazione del canale verso nord, spostamento che lo porta a coincidere poi grosso modo con quella che è la direttrice dell'attuale canale San Massimo. Lungo il margine orientale dello scavo, vedete qui, è stato possibile sfruttare un ampio scasso di età contemporanea come finestra stratigrafica per quanto riguarda la porzione superiore dei riempimenti della colmatura dell'alveo in prossimità della sponda meridionale. L'analisi stratigrafica ha mostrato un deciso avanzamento della sponda verso nord grazie a una serie di scarichi artificiali di materiali aclasti, a zolle, che sono questi che vi sto indicando adesso. Questo intervento di avanzamento artificiale della sponda pare finalizzato ad ottenere una superficie più ampia, utile per la frequentazione antropica a ridosso della sponda di un canale che, appunto, come detto, doveva essersi attestato un po' più a nord. Le frecce verdi nell'immagine evidenziano alcune falde che si sono generate per colluvio o per scarico di matrici antropizzate provenienti dalle superfici vicine alla sponda, superfici che però non si sono più conservate, diciamo, a livello areale. Al tetto di queste unità, che segnano quindi questo progressivo seppellimento della sponda, si osservano le prime strutture di età romana, che sono queste, si intravedono indicate dalle frecce blu, di colore blu. In basso si osservano dinamiche simili lungo un'altra sezione ottenuta all'interno del settore ovest dello scavo sempre da una rimozione di un manufatto di età contemporanea. La sezione ovviamente è opposta alla precedente, con le linee di discesa dei materiali che immergono sempre verso nord. Alle spalle della sponda fluviale è stato possibile documentare un orizzonte antropico sviluppatosi a spese del substrato alluvionale locale, con tracce di alcune solcature parallele non molto sviluppate in profondità che, oltre ad altre caratteristiche, sembrerebbero indicare un uso agrario ortivo dell'orizzonte stesso.
Questa estrema rarefazione, diciamo, delle evidenze che sono riconducibili a questa fase cronologica è imputabile sia ovviamente alla distruzione operata dagli interventi edilizi di età contemporanea, sia anche, si suppone, per la vicinanza con l'alveo fluviale. E qui in basso ho messo una pianta, diciamo, dell'abitato Padova preromana, con indicate in rosso, appunto più o meno come avevamo visto prima, le aree di abitato, in giallo le necropoli e in verde le aree che si ipotizza essere state destinate ad usi ortivi, con qui l'area di pneumologia dello scavo che stiamo svolgendo. Il nucleo principale di evidenze che al momento è stato messo in luce, che è stato documentato nel corso dello scavo, si riferisce alle fasi quindi di frequentazione di età romana, in linea con quanto documentato anche nelle indagini realizzate nelle aree vicine. La descrizione di queste evidenze inizia quindi da un segmento stradale in ghiaia e frammenti di laterizio, di cui abbiamo appena sentito parlare, che occupa tutto il settore centrale dell'area di indagine. Il manufatto doveva attraversare l'area di scavo circa in senso nord-est-sud-ovest, si è conservato in pochi lacerti che hanno, diciamo, un'ampiezza e uno stato di conservazione molto, molto diversificati. E questa ovviamente è un'ipotesi ricostruttiva sulla base appunto delle evidenze che stanno emergendo nel corso dello scavo. Un tratto di questa strada è stato messo in luce nella porzione occidentale del settore ovest, all'interno di un'area che è ancora in corso di indagine. Si tratta di una strada cosiddetta glareata, cioè quindi costituita da un livello preparatorio con grossi frammenti di laterizio, che sorregge un piano di pavimentazione stradale realizzato con una stesura di ghiaie, piccoli ciottoli, e aggiungo in questa zona qui appunto sono stati utilizzati anche appunto frammenti di trachite, proprio come era stato documentato anche nelle altre indagini, quindi non si tratta di basoli ma proprio di scagli, di blocchi di medio-piccole dimensioni. In alcuni punti della superficie della strada si osservano anche alcune solcature lineari più o meno accentuate che sembrano corrispondere a dei solchi carrari. Un profilo completo del manufatto stradale è stato documentato lungo la sezione est dello scavo. Qui è possibile osservare la sagoma della careggiata stradale in ghiaia e laterizi, che è questa qui, i laterizi sempre di preparazione, e la ghiaia come stesura per il piano stradale finale, e due fossi di drenaggio laterali, più ampio e profondo quello nord e più stretto, invece un po' più superficiale, quello sud. All'interno di entrambi i fossi sono state osservate le tracce di strutturazioni in legno realizzate con pali, con travi orizzontali, ed è ipotizzabile che queste dovessero servire per il collegamento tra la careggiata stradale e gli edifici presenti in entrambi i lati della strada. Il rettifilo stradale si pone quindi come elemento di separazione tra due ambiti, quello a sud caratterizzato dalla presenza di edifici produttivi e verosimilmente di magazzini, e quello a nord al cui interno sono state rinvenute le fondazioni di un edificio articolato in più vani, la cui funzione d'uso tuttavia rimane un momento di difficile definizione, essendo appunto scomparsi i livelli d'uso legati appunto alle strutture. Nelle immagini sono stati evidenziati i lacerti di queste fondazioni murarie in laterizio, documentate appunto lungo la fascia che si sviluppa a nord della strada. In questo settore dello scavo sono stati osservati pesanti interventi di rimaneggiamento di tutti i contesti di età romana, ad opera di interventi di età sia post-antica che contemporanea. A diretto contatto con le fondazioni murarie è stato documentato uno spessore terroso di colore bruno, questo che vi sto indicando, all'interno del quale sono inclusi frammenti di materiali edilizi di età romana e frammenti di ceramiche di età post-medievale.
Da quanto sta emergendo dallo scavo, lo scavo è ancora in corso attualmente, proprio in questa fascia, diciamo, dell'area, tutto l'ambito opposto a nord della strada sembra subire una riconversione ad area scoperta, probabilmente adibita ad uso agrario ortivo, con quindi il conseguente rimaneggiamento di tutte le sequenze stratigrafiche sottostanti. Le fondazioni rinvenute in questo settore dello scavo si limitano, quindi come è possibile vedere, alle sole porzioni inferiori attorno alle quali emerge già il substrato, qui rappresentato dalle unità in gran parte artificiali di colmatura dell'alveo che abbiamo visto prima. Le strutture di fondazione non appartengono comunque ad un'unica fase edificatoria, dal momento che si osservano differenze evidenti sia nell'orientamento, nelle tecniche costruttive e nei rapporti poi di sovrapposizione reciproca che coinvolgono alcune di esse. Diversa ancora è la situazione che è documentata nel settore a sud della strada. Qui, come visto, appunto, la situazione è stata documentata una situazione alquanto frammentata in quella che è l'area, diciamo, centrale dove insisteva l'edificio di pneumologia, mentre situazioni più conservative, come abbiamo detto, sono presenti al di fuori di essa sia ad est che ad ovest, soprattutto presso l'estremità ovest dello scavo, dove sono state documentate le tracce di un grande edificio, questo, denominato edificio occidentale, adibito anch'esso ad attività artigianali e verosimilmente di immagazzinamento. La struttura in questione presenta una pianta grosso modo rettangolare, disposta parallelamente al margine meridionale della strada, dalla quale è separata dal fosso laterale e da una stretta area di risparmio definibile come marciapiede. Al suo interno le linee delle fondazioni murarie e le tracce di elementi portanti puntuali evidenziano la suddivisione in vani quadrangolari. Le strutture dell'edificio si estendono verso sud e verso ovest oltre i limiti dell'area di scavo. Nella planimetria generale sono stati evidenziati due ambiti, uno più orientale, denominato ambito A, all'interno del quale si sviluppa una fitta successione di superfici con residui di strutture a fuoco e livelli di accumulo dei residui della combustione. Nel corso della vita dell'edificio sono documentati continui interventi di rifacimento dei battuti pavimentali dei singoli ambienti, effettuati tramite riporti di materiale a zolle e successive stesure di materiale più fine e selezionato. Il secondo ambito invece è quello più occidentale, denominato ambito B, caratterizzato dalla presenza di una stesura pavimentale uniforme, la cui presenza sembra coprire pressoché l'intero arco cronologico di vita dell'edificio e sulla quale non si osservano tracce di attività produttive. Essa risulta ricoperta unicamente da uno spessore carbonioso costituito da grandi tizzoni, da segmenti di assi bruciati in posto, associato ad elementi di laterizio di copertura come poppi e teore. Potrebbe quindi trattarsi di un incendio, cioè di un livello di incendio avvenuto a spese quindi degli elementi del tetto. Questa differenza nelle caratteristiche interne tra i due ambiti sembra riconducibile quindi a una duplice funzione. Da una parte quindi attività di tipo produttivo che si svolgono all'interno dei diversi ambienti dell'ambito A e dall'altra invece di immagazzinamento probabile che si sviluppano invece, che potevano svolgersi all'interno dell'ambito B. Tra i diversi contesti documentati all'interno di questo edificio, il cui scavo è ancora in corso, degni di nota risultano alcuni apprestamenti realizzati con anfore alloggiate all'interno di fosse di grandi dimensioni. Si tratta di strutture di drenaggio che venivano realizzate per contrastare la risalita localizzata dell'acqua di falda e venivano realizzate utilizzando anfore collocati in grandi fosse in posizione verticale o debolmente imbricata con l'imboccatura rivolta verso il basso, come si vede anche nell'immagine. Altri contesti riguardano le strutture pirotecnologiche, con una casistica che spazia dalle semplici piastre scottate, come
questo che vedete in basso a destra, piccole fornaci piriformi disposte in serie in prossimità di uno dei muri perimetrali dell'edificio, come queste nella foto centrale. Questo è un dettaglio con anche parte della parete conservata. Sono state osservate anche piccole strutture di combustione in fossa di forma rettangolare, disposte attorno ad una sorta di piccolo basamento in mattoni, riempite di materiale carbonioso e con tracce di focatura lungo il bordo superiore. Elementi maggiormente strutturati sono rappresentati poi da focolari con residui di piastre scottate alloggiate all'interno di strutture quadrangolari realizzate in mattoni e tegole. Allo stato attuale delle indagini non è possibile capire però che tipo di attività si svolgesse all'interno di queste strutture, dal momento che i prodotti di scarto di queste attività sembrano limitarsi ai soli carboni e ceneri, mentre mancano indicatori specifici come scorie o come altri scarti di lavorazione. Molto meno articolata, come detto, invece la situazione all'interno del cosiddetto ambito B, dove è stato rimosso quello che, come si diceva, appare interpretabile come un livello di incendio posto a copertura dei resti di una pavimentazione in terra battuta, sulla quale sono state documentate le impronte di alloggiamenti per elementi orizzontali e verticali in legno che potrebbero riferirsi a strutture di suddivisione interna dello spazio. Spostandosi invece più a est dell'edificio occidentale, tutto l'ambito che si sviluppa a sud della strada risulta costellato, come avevo accennato, da lacerti di fondazioni murarie in diverso stato di conservazione, che attestano la presenza di edifici, ma che rendono difficoltosa ovviamente la ricostruzione del loro sviluppo planimetrico. Le strutture murarie risultano in alcuni casi collegate ad elementi di sostegno verticali, come pali o travi, alloggiati all'interno di ampie fosse. Nel complesso sembra emergere anche in questo settore dello scavo la presenza di almeno un edificio di grandi dimensioni che poteva essere adibito a magazzino e le cui strutture perimetrali erano definite principalmente da plinti di sostegno in muratura e in legno. Anche in questo settore dello scavo sono presenti strutture di drenaggio realizzate sempre con anfore infisse in verticale o in assetto leggermente imbricato all'interno di fosse anche di grandi dimensioni. Dall'analisi di questi resti strutturali è possibile osservare appunto il grado di estrema frammentazione che caratterizza i contesti archeologici nell'area corrispondente al sedime del vecchio padiglione di pneumologia. Anche qui esistono installazioni di tipo biotecnologico, date da piccole strutture di combustione in fossa rettangolare, disposte anche in serie, e da segmenti di semplici piastre scottate o da elementi più articolati rappresentati da aree di combustione, anche qui inserite all'interno di strutture rettangolari in mattoni, tegole, sul tipo appunto di quelle documentate all'interno dell'edificio occidentale. Poi, per concludere con le evidenze di età romana, nell'immagine è stata inserita una casistica, diciamo, di fondazioni murarie volta a illustrare l'estrema varietà di queste strutture. La tipologia decisamente più diffusa è quella che presenta una stratificazione caratterizzata, vedete un esempio qui, caratterizzata da alternanze di livelli di limi o argille e livelli con pezzami di laterizio e litoidi, secondo il modello delle fondazioni pluristratificate che sono ampiamente diffuse nell'ambito della Cesalpina. Sono state osservate anche fondazioni miste, come vedete in questa immagine, che prevedono quindi una parte sempre in fondazione realizzata in mattoni che poggia invece su una base più profonda utilizzata e realizzata sempre con la tecnica delle fondazioni pluristratificate. Sono presenti poi anche fondazioni che utilizzano unicamente elementi litici come calcari e trachite, o entrambi anche a volte, e strutture che utilizzano invece alternanze di tegole, livelli litici e mattoni. In particolare, lo vedete qua in alto a sinistra,
le murature perimetrali interne dell'edificio occidentale si articolano in una parte in fondazione realizzata con tegole, sulla quale insiste un livello di elementi litici di calcare che funge da elemento di separazione tra la fondazione vera e propria e la parte in alzato, la parte fuori terra, realizzata in mattoni. Tra le poche evidenze che per posizione stratigrafica risultano al momento riferibili alla età d'età romana vi sono i resti di una cloaca realizzata con pietre e laterizi di rimpiego, che è stata rinvenuta nella porzione occidentale del settore ovest, e una piccola tomba in cassetta ritrovata all'interno dell'area blu, che è quella a cui fanno riferimento queste immagini. La particolarità di questa sepoltura è data dalla compresenza di una cassetta realizzata con elementi di laterizio, di rimpiego, e di un secondo contenitore in legno contenuto al suo interno, la cui presenza è attestata da una serie di chiodi in ferro recuperati lungo il perimetro interno della struttura. Lo studio antropologico preliminare, dei resti archeologici, dei resti scheletrici, ha consentito di verificare come all'interno della tomba siano in realtà presenti le ossa di 2 individui in sovrapposizione. Il dato quindi permette di scindere a livello cronologico, a livello quindi costruttivo, la realizzazione della cassetta di legno che sarebbe stata deposta utilizzando lo spazio di una precedente sepoltura realizzata invece con i laterizi. In quest'ultima immagine, e concludo, si presentano appunto alcuni invece segmenti di struttura che si riferiscono genericamente alle fasi post-medievali di frequentazione dell'area. Si tratta di segmenti murari, come questo che vedete, che vi indico, che in parte erano già stati documentati nel corso delle precedenti indagini, e tratti di canalette in mattoni realizzate in parte riutilizzando anche laterizi di età romana. Nello specifico questo segmento murario era stato datato al 7-800, già all'epoca appunto delle precedenti indagini, e con questo io avrei concluso. E avviamo la seconda parte della conferenza, se non siete distrutti. Allora, passiamo allo scavo di area X7 via Campagnola. Scavo naturalmente, come vi dicevo prima, in corso, anche se addirittura d'arrivo, scusate. Allora, qui in via Campagnola è in progetto la realizzazione di una sorta di nuovo distretto urbanistico, un campus universitario con diversi tipi di aule e di spazi multifunzionali. Siamo tra l'altro in adiacenza a uno dei 3 cimiteri ebraici del centro storico, quindi siamo proprio confinanti con il cimitero di via Canal, che è stato chiuso nel 1862 e, come dire, congelato in qualche modo allo stato in cui si trovava a quell'epoca. Naturalmente è tenuto molto bene e vengono fatte anche delle bellissime visite guidate. Ripartirei un attimo dalla contestualizzazione dello scavo. Allora, ho ripreso per gentile concessione della dottoressa Cecilia Rossi, qui presente fra noi, ho ripreso la sua cartografia. Allora, come vedete, in età romana le necropoli si dispongono a Padova lungo, in corrispondenza dei punti cardinali e, come vi dicevo prima, lungo le strade.
e le strade extraurbane, quelle che entravano e uscivano dalla città per esigenze di autorappresentazione. Qui abbiamo appunto ad est la necropoli, come vi dicevo prima, della Via Agna e il comparto dell'ospedale. A sud abbiamo invece le due strade che provenivano da sud, probabilmente da Bologna e Adria. Una dovrebbe essere l'Agna, l'altra forse la via di Emilio Lepido. Fatto sta che attorno, incardinata appunto su questi due assi stradali, abbiamo una vasta necropoli che arriva appunto anche in questa zona fino a via Paoli, via Cavalletto. Sul lato ovest non abbiamo vere e proprie necropoli perché si tratta di una zona idrogeologicamente molto instabile, connotata, caratterizzata da divagazioni fluviali e formazioni di aree di bassure palustri, per cui era una zona diciamo inadatta in generale all'insediamento e anche inadatta a una viabilità di primaria importanza. L'unica eccezione è il nucleo di tombe da via Orsini, che però appunto sono 5 tombe, quindi un piccolo nucleo cimiteriale che non è lontanamente paragonabile come così quantità alle altre necropoli. A nord abbiamo invece appunto la zona diciamo subito al di fuori dell'ansa fluviale con il nodo stradale di Ponte Molino, dal quale si dipartivano 3 assi viari. Il più antico probabilmente era quello che si dirigeva da Ponte Molino verso ovest, ripercorsa in parte da via Savonarola e che dovrebbe coincidere con la via per Vicenza. Qui invece abbiamo via Beato Pellegrino che ripercorre una direttrice armentaria che era quella che indirizzava poi all'altopiano di Asiago. La terza via era questa appunto che attraverso Viale Codalunga, Piazza Mazzini, stazione ferroviaria e via Buonarroti si dirigeva verso nord-ovest, rispettivamente verso Asolo, un ramo, e un altro ramo verso la Val Sugana. Quindi sono ben 3 assi viari di primaria importanza, attorno ai quali si sono sviluppate queste necropoli. Sono in tutto in questa zona 35, chiamiamoli siti, che possono essere piccoli nuclei o singole tombe, di cui però solo 10 documentate da scavi recenti, mentre le altre sono riferimenti a sterri eseguiti per lo più nella prima metà del Novecento, quindi la qualità, diciamo, del record archeologico è variabile. In ogni caso potete anche notare che non solo le necropoli si disponevano lungo le strade, ma si espandevano anche nelle zone intermedie, come è il caso appunto di via Campagnola. Allora, scusate, no, lasciamo questa. Dunque, le indagini qui in estensione di via Campagnola sono state eseguite a partire da febbraio del 2022. C'erano state delle indagini preliminari a 2 riprese. Una prima nel 1999 era stato questo intervento con queste 2 trincee orientate est-ovest che avevano permesso di portare in luce 2 piccole sepolture di età romana, però complessivamente il panorama stratigrafico che ne emanava era un panorama molto semplice, con una stratigrafia sommaria,
e senza altre sepolture, oltre alle due appunto individuate in questa. Nel 2011 sono stati ripresi, diciamo, i lavori con l'esecuzione di altre 6 trincee che hanno dato un esito totalmente negativo per quanto riguarda la parte settentrionale. Qui, diciamo, già diversi interventi piuttosto pesanti di età moderna contemporanea avevano rasato, diciamo, i piani di calpestio, e quindi qui assolutamente non sono state trovate sepolture. L'unica testimonianza interessante era quella rinvenuta all'interno di questa trincea 1, che come vedete è piuttosto vicina a via Campagnola. Qui c'è via Campagnola, qui c'è via Canal, all'interno della quale erano state trovate 2 lastre di calcare rosaceo accostate in posizione perfettamente orizzontale, che sono state interpretate come il fondo di una cassetta litica di tipo funerario. Questo perché, tra l'altro, nelle immediate vicinanze della cassetta litica è stata identificata una fossa, o meglio il fondo di una fossa contenente numerosi frammenti ceramici, anche ricomponibili in singoli contenitori, che sono stati datati fra V e IV secolo a.C. Quindi diciamo, le analisi preliminari hanno messo in luce da un lato, cioè hanno fornito dei dati in qualche modo poi smentiti dal successivo scavo, cioè una notevole rarefazione di tombe, che poi invece non si è rivelata tale, come vedremo tra poco, e comunque la presenza di elementi che fanno pensare ad una frequentazione antropica più antica della necropoli. Oltre a queste 2 evidenze che vi ho mostrato, altre 2 preesistenze, queste invece recuperate nel corso dell'attuale scavo, sono particolarmente interessanti. Allora, questa è una moneta, una dracma venetica in lega di argento e rame, con il volto di una divinità girata sul lato destro, al recto, e al verso la figura di un leone con una iscrizione. Si tratta di una decorazione abbastanza stilizzata che riporta come cronologia al secondo-primo secolo a.C. L'altro elemento, che forse è quello di maggiore interesse in assoluto, anche se trovato in giacitura secondaria, quindi in scarico nella necropoli romana, è questa stele triangolare, che abbiamo cercato di mettere la foto più parlante. È estremamente difficile anche da intuire e da vedere. Ringrazio fin da subito la professoressa Marinetti, che gentilmente si è prestata ad analizzare e a ricostruire questa iscrizione venetica, che dovrebbe essere interpretabile come eters, che è appunto un termine che sta ad indicare in venetico il monumento funerario. Giusto, professoressa? È una parte, l'ultima parte di quella parola, c'è proprio un frammento. Esatto, di grande difficoltà appunto di lettura, però ecco, la professoressa analizzerà in maniera approfondita e faremo, insomma, sicuramente troveremo un modo per poi divulgare questo ritrovamento così importante. E per come è posizionata l'iscrizione, la professoressa ritiene che la stele, così come la vedete, con la forma triangolare, sia una porzione in realtà ritagliata di un manufatto di più grandi dimensioni, che doveva riportare anche la formula onomastica del defunto, ma sicuramente, comunque mi sento di dire, era un manufatto
di tipo funebre, visto appunto il senso dell'iscrizione. Ecco, a questo punto, esaurite al momento, perché come dicevamo prima non abbiamo finito, esaurite al momento le testimonianze di preesistenze della necropoli, passo la parola al collega, così dicendo con un pizzico di orgoglio che questa è la necropoli romana più numerosa e più ricca in qualche modo di Padova, avendo raggiunto i 185 tombe, quindi 185 e non abbiamo ancora terminato, quindi molto probabilmente arriveremo ai 200 ecco, con naturalmente relativi corredi. Comunque non dico altro, altrimenti il collega non è contento. Scusate un po' le... Buonasera. Vi rubo un secondo per una cosa a cui tengo molto, ricordare il collega e amico Luca Restelli, che purtroppo non è più con noi e ci manca molto. Allora, l'area di indagine aveva una superficie complessiva di superiore ai 7.000 metri quadri, comprensiva della porzione nord che vi illustrava prima la dottoressa Rossignoli, assolutamente con esito negativo. La porzione meridionale invece era interessata per circa i 2/3, una stima di circa 1.300 metri quadri, appunto dalla necropoli. Questa era organizzata su piccoli dossi di origine naturale e sono stati individuati due dei limiti originari. Quello occidentale caratterizzato da un'estesa zona umida parzialmente regimentata da fossi di drenaggio orientati est-ovest, e la cui riva orientale della necropoli veniva periodicamente rifatta, quindi si parla di questa porzione e di altri canali di drenaggio, appunto, mentre a nord era delimitata in un primo momento da un fossato, poi colmato e su cui viene costruito un recinto murario. A meridione e all'oriente la necropoli si interrompe per raggiunti limiti di scavo. Come vedete dallo schema, di distribuzione delle sepolture, la porzione sud risulta sostanzialmente priva di tombe, in quanto sono stati rinvenuti sostanzialmente solamente fondi di grandi casse littiche come quelle citate prima nei saggi del 2011 e probabilmente a vista già spogliati in antico, o comunque strutture di dimensioni notevoli. Non sono stati identificati invece vie d'accesso o percorsi interni, assolutamente, mentre lungo un asse sostanzialmente est-ovest, lungo questa linea, è stata documentata una bonifica di anfore collocata al centro,
mentre in corrispondenza della sponda una struttura quadrangolare, denominata struttura A, aperta sul lato ovest, quindi lungo la sponda, dava sulla zona di paludomento, lungo la palude, caratterizzata da un complesso di depositi funzionali a probabili cerimonie funerarie. Dalla parte compresa tra la bonifica e la struttura A era invece stata individuata ben conservata la struttura preposta ai roghi delle Pire, lustrinum, tutta circondata nella parte orientale da un abbondante deposito carbonioso che sigillava il grosso delle sepolture, distinguendo quindi almeno due fasi di sepolture. Attualmente sono state identificate, appunto come diceva Castello Signori, 185 sepolture in un complesso di più di 1000 unità stratigrafiche. Di queste solamente 3 sono a inumazione, le altre seguono tutte il rito dell'incinerazione e risultano mediamente ricche di corredi e caratterizzate da un'alta percentuale di vetri, di materiale vetroso, che vedremo dopo. Questi nuclei sono molto fitti e densi, con sequenze di sepolture che vanno a incidersi l'un l'altra, in un contesto stratigrafico comunque molto ridotto e compresso. Le sezioni mediamente non superano il metro, con veramente pochi livelli d'uso. Ed è la sequenza, il continuo utilizzo dell'area ad uso sepolcrale che ci dà la cadenza della sequenza stratigrafica. E anche qui abbiamo attestato casi di riutilizzo, come questo della tomba 157, in cui l'elemento A non fa parte della struttura in laterizi sotto, ma l'hanno riaperta, modificata nello spazio, tolto l'urna o l'usuario precedente e inserito qualcosa di nuovo. Le inumazioni, come dicevo, sono soltanto 3 per adesso e tutte molto simili tra loro, tutti inumati sostanzialmente abbastanza mal conservati, tutti individui adulti giovani, deposti in spazi vuoti, possibili casse di cui restano i chiodi, tutti sostanzialmente privi di corredo, tranne una che aveva un balsamario in vetro fuso e un vago in pasta vitra biconico di colore blu, l'ultima con la caratteristica di avere il defunto in posizione prona, non supina. Per quanto riguarda tutte le altre incinerazioni abbiamo, credo, tutte le varie modalità deposizionali, dalle urne in anfora, sia litiche che vitree, con o senza laterizio, in anfore tagliate sia del puntale che in altri casi del collo, in cassetta lignea, di cui a volte si sono conservate tracce del legno della cassetta, in grandi contenitori fittili, anche questo della tomba 126 con ossuario in vetro, in nuda terra senza struttura con un bicchiere in vetro. Il vetro devo dire che è quasi il denominatore comune di tutte le tombe, balsamari, non so, ce ne saranno 300-400 per adesso, e stesso numero, forse leggermente inferiore per le monete, in cassa sia litica che fittile,
e in alcuni casi invece con incinerazione diretta. E tutte quelle incinerazioni dirette sono ovviamente dei tagli di dimensioni maggiori rispetto alle altre, con le caratteristiche tipiche delle pareti combuste, resti lignei e i corredi distribuiti lungo le pareti. Nella maggior parte dei casi, poi le statistiche lo vedremo quando ci sarà uno studio più approfondito, quasi sempre collocati lungo la parete nord della fossa. Ovviamente ho messo un esempio in cui è a sud, a sud-est. La tomba 21. In un caso l'ossuario era deposto entro cista litica, che credo a Padova sia la prima in sito in deposizione primaria a Padova. Recuperata in scavo, sì. E la cista era collocata all'interno di un taglio minore rispetto al taglio maggiore in cui era distribuita la terra di rogo e le offerte. All'apertura è stato rinvenuto l'ossuario in vetro senza coperchio in questo caso e probabilmente perché non ci stava, perché il coperchio della cista era leggermente concavo. Potrebbe peraltro essere una cista ricavata da un elemento architettonico altro. Questo potrebbe, come evidenziato, dei 4 scansi interni non funzionali all'uso funerario, e l'ossuario è anche posizionato, incastrato molto bene, posizionato leggermente storto, forse proprio per farcelo stare, altrimenti non ci sarebbe stato modo. Il microscavo dell'urna, ecco, tutte le sepolture, incinerazioni non scavate sul campo sono state portate in un laboratorio allestito nei locali messi a disposizione dall'università e iniziato il microscavo delle sepolture e la dotazione della relativa terra di rogo. Proprio questa operazione ha permesso di mettere in luce il corredo che vedete a sinistra, composto da vaghi di collana in pasta vitrea di varie dimensioni, in cristallo di rocca, qui c'è solo una moneta, ma in totale questa tomba ne aveva 6, un elemento in osso lavorato e un elemento in foglia d'oro. Dentro l'urna, dietro, invece erano 3 balsamari, una fibula, un'altra moneta e mi sembra basta. La tomba 14 invece, e questa sì, come vedete, ha il corredo disposto a nord, l'ho portata come esempio della ricchezza dei materiali in vetro presente. In questo caso erano 14 piattini disposti a coppie e distribuiti lungo la parete insieme al resto del corredo, che comprendeva comunque elementi fittili, vasetti, lucerna, elementi metallici come un allo finale e vari balsamari. In ultimo vi ho portato questi 3 castoni, tutti diversi tra loro. A sinistra in corniola, raffigurata probabilmente Giunone, quello centrale in giaietto, privo del rivestimento in pasta vitrea, che raffigura probabilmente la scena di Aiace che gioca a Davi con Achille. L'ultimo invece un castone sigillo con la scritta Famuli, compresa tra un caduceo e una piuma. Non sono riuscito a portarlo oggi, questi erano tutti privi di anello. E l'altro giorno invece ne è venuto fuori uno
piccola parte della estrema ricchezza in termini sia quantitativi che alla fine anche di qualità. Cronologico, allora siamo in corso di studio, però diciamo che più o meno, soprattutto con la datazione delle monete, visto che sono tantissime, siamo tra l'età augustea e i primi decenni del secondo secolo d.C. Abbiamo una moneta di Traiano e una di Adriano, quindi ecco, è un po' l'orizzonte cronologico che troviamo nella gran parte, giusto Cecilia, delle necropoli patanine. Se avete qualche domanda... Siamo alle vite, cioè strabiliate. Bellissimo, meraviglioso, sì, senza nulla togliere a... Il suo non sta difficilissimo, cioè difficile raccogliere i resti sì, particolarmente difficile. Chiedo io una cosa sul suo scavo. Questa, diciamo, mescolanza, che non è vero, comunque presenza di unità produttive, come le chiamate, le avete chiamate, e poi anche le unità produttive, avete idea, perché d'accordo che sono sottofondazione neanche tracce, ma avete idea di produttive di che cose, come mai, cioè, allora, produttive e vicinanza di strutture normali? Allora, nel padiglione di oncoematologia il secondo, nel secondo padiglione della clinica oncoematologica era stato trovato un grosso scarico di materiale di scarto, costituito quasi esclusivamente da ceramica grigia e ceramica comune. Quindi almeno una parte di questi edifici doveva essere destinata alla produzione di ceramica di questo tipo e si era ipotizzato a suo tempo che ci fossero anche delle produzioni legate alla presenza della necropoli, quindi sia vasellame, diciamo, che eventuali figurine fittili o insomma comunque altri oggetti da corredo tombale. E poi per quanto riguarda il resto abbiamo pochissimi indicatori, quindi è veramente difficile. Questi magazzini così ampi forse fanno pensare a una produzione anche di mattoni, tegole, coppi, laterizi in generale. Anche i depositi in qualche modo, sì, magazzini. Certo. E ovviamente c'è il legame anche con la strada, perché la strada serviva sì ad accedere alle necropoli, alle tombe, ma anche a commercializzare i prodotti delle officine artigianali in qualche modo. La strada per quale lunghezza è stata ricostruita? Se arriviamo dalla vostra arrivando appunto fino al polo tecnologico est raggiungiamo almeno i 300 metri. Fantastico, sì, perché compresi tutti i tratti già identificati, esatto, rimettendo giù il puzzle, sì, esatto, componendo i vari pezzi, sì. Quindi sì, non è una strada localizzata, ma è un'asse stradale abbastanza rilevante. Poi ovviamente doveva esserci anche una viabilità di servizio alla necropoli, vialetti, alcune tracce le abbiamo anche trovate nel secondo padiglione di oncoematologia. Diciamo c'era un asse principale e una serie di una viabilità minore comunque diffusa. Ma è lì, parlo in particolare dell'ultimo scavo, ma mi pare che sia un po' un panorama complessivo abbastanza moderno. C'è ci sono degli indicatori cronologici attendibili o scusa. indicatori cronologici, date? Della strada?
diciamo, del contesto, dell'attività, dei grandi edifici di attività produttiva. Ho capito che sono tutti in traccia. C'è qualche indicatore? Indicatori, quelli che abbiamo ci portano comunque tra l'età augustea, quindi con questo riassetto di sistemazione generale sia urbanistica dell'abitato che del suburbio, fino alla fine del secondo dopo Cristo. Però abbiamo in realtà dallo scavo di nuova pediatria abbiamo pochissimi in proporzione, pochissimi materiali e anche quindi siamo un po' in difficoltà nel datare con precisione. Non abbiamo riferimenti, reperti specifici datanti, ma una situazione di contesto generale che pensiamo corrisponda a questo segmento cronologico. Anche per confronto con le aree vicine, insomma. Certo. Domanda. Veniamo a questo, a via Campagnola. Da quello che si sa della metropoli settentrionale romana di Padova, quali sembrano le caratteristiche particolari di questa? Ricchezza, livello di ricchezza, tipo di corredo, c'è qualcosa che oltretutto questa, come avete fatto vedere, è in una posizione non particolare, questa particolarità. Sì, c'è questo contesto ambientale molto particolare, no? Formato da un dosso su cui si trova la necropoli, ma circondato, un ambiente anfibio, circondato comunque di acqua, sotto forma di fossati, sotto forma di questa conca lungo la quale si dispone anche quel recinto, quindi c'è un ambiente molto particolare, non ci sono tracce di strade. A me colpisce la strutturazione della necropoli in grossi agglomerati con tombe che tagliano tombe una sopra l'altra, una cosa che mi sembra molto vicina alla realtà funeraria pre-romana. La densità lì. Esatto. È come se ci fosse un'eredità culturale che si mantiene. Esatto. Poi per quanto riguarda i corredi invece siamo nella tradizione pura con la rappresentazione di tutti i tipi, però ecco, questo dato si inserisce all'interno di un contesto che è molto veneto, Molto. Pensiamo ai cavalli nella necropoli romana di Via Bezzoni, certo. Pensiamo a questa riapertura con sostituzione dell'ossuario, che era un rito sicuramente diffuso in epoca più antica. È abbastanza, diciamo così, significativo questo discorso della densità delle sepolture, che è una caratteristica di questa necropoli romana che riprende un po' quella che era la densità delle tombe romane e della necropoli di Palazzo Montepolivista, e che non si ritrova però invece nelle necropoli orientali, se vogliamo, questa sovrapposizione di tombe che insistono una sull'altra, quindi è abbastanza interessante questa. Quanti metri quadri saranno quelli occupati effettivamente dalla necropoli? Ai nuclei principali 400-500 metri quadri, direi. Sì, 400, sì. E con 185 tombe, quindi questo ti dice. Palazzo Emo erano 16 metri per 16. Ah sì, l'area della per 600, 700. Sì. Ma volevo sapere anche un'altra cosa. Quel deposito di ceramiche protostoriche di V e IV secolo che adesso via Campagnola, sì. Diciamo, come a che contesto? Allora c'è questa vicinanza fisica tra le due lastre della cassetta litica e questo fondo, siccome è proprio un fondo di fossa perché lo spessore sarà 10 cm, probabilmente come dire, è saltato il grosso del ma questo da riempire una
presenza di una parte struttura o contesto pre-romano, anche il La Io stela, volevo dire che sia un frammento, come penso io, di una stela diciamo di tipo classico, che sia un'altra tipologia, ma mi pare difficile, poi naturalmente ne discuteremo insieme. Quella è un'iscrizione dell'epoca, i tratti alfabetici che avete visto al disastro a leggerlo, sono alcune lettere, però i tratti alfabetici sono compatibili col quinto quarto benissimo. E quindi l'idea è che uno non si porta spesso per Padova un pezzo di pietra, quindi era là o spezzata o che sia stata poi utilizzata in fase romana, o anche forse come segnacolo, ma comunque sia lì c'è un indizio, sarebbe uno scoop. In qualche modo manca la necropoli settentrionale, però non ci trovato. Sarà molto difficile perché appunto se la sono mangiata. Perché a Palazzo Emi si sono mangiati quella romana facendo il palazzo al Medioevo. Però stava sopra. Eh sì, ma se l'è mangiata il palazzo. No, ho capito, la necropoli romana stava sopra, Sì, faccio cioè non è che per una caso sotto trovate la presenza. No, faccio una domanda stupida. abbiamo fatto, siamo scesi. Ci sono mica iscrizioni. Non vedo che ci sia un deposito di 5 metri. Ci sono iscrizioni romane. Allora c'è un'iscrizione romana completa di una stele anche di dimensioni abbastanza ragguardevoli, che però è stata trovata in scarico all'interno di un fossato, quindi in giacitura secondaria, e questa ha un'iscrizione che adesso non vi so recitare a memoria, comunque ha un decumius che dedica il monumento funerario alla madre, non mi ricordo il nome in questo momento, quindi c'è un'iscrizione intera. Poi ci sono 2 segnacoli, perché forse non è stato detto, tra l'altro, che queste tombe, molte di queste tombe avevano il segnacolo. 2 sono altri 2 ricicli, perché sulla parte che era posta, diciamo, sotto del segnacolo ci sono delle lettere latine, chiaramente latine, quindi sono ritagli anche questi di altri. Segnacoli in pietra, quindi elementi di stele, qualcosa del genere. Elementi di stele. Sì, ci sono delle abbreviazioni, bisognerà leggerle con attenzione. Ma la parte scritta sta nella parte, cioè la zona scritta sta nella parte inferiore, quella intercasta. No, allora la stella è quella grande, ha la parte destinata a essere in fissa, che è un bel pezzo. Ma quella è in giacitura secondaria. Sì. Gli altri erano in giacitura primaria, ma Sono dei ricicli. Sono dei riutilizzi di steli o cicli precedenti. Le necropoli è di un secolo, sono di Augustea, dall'età Augustea fino al rivietto all'inizio del secondo. Quindi i primi decenni del secondo, è chiaro che non è che lui non lo più, dentro la metà del secondo. Sì. Quindi vuol dire, se sono riutilizzate, vuol dire che hanno fatto fuori anche le loro. Sì. Anche quelle è molto vicine. Io dico che per un altro cronologico molto stretto. Ma è anche strano che diciamo, un nucleo necropolare faccia fuori quello precedente, è un po' insolita questa cosa di solito c'è un rispetto. No, infatti è molto strano perché c'è un rispetto delle più antiche anche. Sì, però l'area è in qualche modo circoscritta, ma è naturalmente circoscritta, se abbiamo capito giusto. Quindi non c'è la possibilità di... Questa un po' l'area sud, un po' l'area sud, quella che va verso via Campagnola. Che va verso via Campagnola, c'erano solo i resti delle lastre basali di casse litiche grandi dimensioni. C'erano in scarico sempre, naturalmente fuori dalle giaciture primarie, c'erano dei pezzi di lastra del carrelloso euganeo del tipo di quello della cassetta litica, quindi qualcosa sicuramente hanno sfasciato.
Quella cassetta, quelle lastre di quella cassetta ricca vicino allo scarico preromano, sì. diciamo, come dimensioni diciamo, tornano con le cassette litiche romane o sono più grandi? Ma secondo me sono più grandi. Perché non so. No, ne avevamo anche di così grandi, Sì, più o meno, adesso non mi ricordo le misure di quelle perché sono saggi del 2011. No, ma è bella grande. Sì, è grande. Sì. ricorda un po' quella di romanizzazione di Palazzo Emo, dove appunto in fondo praticamente della cassetta si ha sì. Era una cosa celtica molto correlata, molto grande. Sì, adesso non ricordo esattamente, ma credo sia almeno 1,20 m per 80. Grazie, non grandissimo, 1,20 m per 80. Tornando alla periferia, se ho capito giusto, c'era il fiume, diciamo, pre-romano all'epoca, la strada di epoca romana e poi il muro post-medievale, tutti allineati e paralleli, consistenti più o meno sono sì. Quindi un parallelismo che si mantiene nel tempo, sì. Questo muro post Questo muro post? Allora c'è un lungo muro in realtà che non sono, cioè, si è visto diciamo sul fotopiano, ma non sono riuscito ancora ad avere una foto, diciamo così, da presentare, e che è un muro confinario, insomma, un muro, cioè, quindi non sono edifici. C'è un unico allineamento murario che attraversa tutto il cantiere. Che però diciamo è sempre sulla stessa linea della natura, ma resta il... Esatto, tra l'altro in una delle sezioni che abbiamo analizzato si vede come in realtà la strada, poi quando cessa di fatto di essere utilizzata come piano stradale, rimane però come fascia di rispetto anche successivamente, quindi è una linea, una direttrice che si mantiene nel tempo fino appunto al 7-800. Non ho capito una cosa, scusate, mi è sfuggito il muro di cui si parla e come dire, si riesce a capire se coerente al contesto delle strutture produttive? No, è successivo, è settecentesco, sì, no, è molto... Sì. Rispetto alle mura, quanto dentro siamo? Siamo una trentina di metri con il muro, circa 30 metri. Sì, siamo abbastanza vicini, insomma, c'è la strada che corre lungo il muro, la strada attuale, quella di accesso interno, diciamo, e poi inizia il cantiere, quindi siamo molto... Stiamo pensando che le mura avevano pieno all'interno, però può essere accusata come la strada militare di circolazione interna, diciamo. Poteva essere due cose, un muro di contenimento che era pieno, ma è troppo distante per essere quello. No, questo è proprio un muro abbastanza limitato, insomma. La permanenza della strada però poteva essere stata rifunzionalizzata dal muro di questo non abbiamo però evidenza. Tutti i pesantissimi interventi che sono stati fatti negli anni 50 in poi veramente hanno fatto, cioè l'interrato di pneumologia ha veramente distrutto, ha lasciato degli spazi qua e là che loro sono riusciti benissimo a mettere insieme, però cioè, la devastazione è stata veramente pesante, almeno 2 metri, no? Io posso ritornare in campagnola? Allora, mi interessava la questione di quella grande fossa quadrangolare. Allora, io vorrei capire cosa c'era dentro. Era pulitissima. Cioè, non c'era neanche un minimo. No, era rimasto solo in un angolo un balsamario, per il resto il riempimento
non c'entrava niente. E ha dimensioni ed era di un certo tipo, Hai visto, 2 metri, non è un 2 bustum ovviamente. Perché a me ricorda molto quello che ho visto in Piccolo Pastori, sì. che hanno le dimensioni molto simili. Sì. E mi interessava appunto capire il riempimento per arrivare finalmente a capire queste benedette strutture, se sono strutture riutilizzate più volte nel corso del tempo o se si tratta di un utilizzo individuale. Quindi sarebbe stato interessante vedere se all'interno c'era una stratificazione di depositi, no. in questo caso no. Peccato, perché Però appunto le dimensioni, perché Uscinum e Bustum insomma hanno delle caratteristiche comuni, però tutti i busta che abbiamo trovato sono delle tipiche dimensioni, diciamo, del nord. Sì, mentre questa è più grande, viene tenuto pulito, cioè sembra che la sensazione è che ci siano sepolture, recuperi più di uno, ecco. Sarebbe interessante vedere attraverso la flottazione anche delle terre di rogo degli altri busta, capire anche la percentuale di ossa composte presente e vedere se ci sono stati degli spostamenti. Ci buttano fuori. Grazie a tutti della partecipazione.